progetto del grattacielo di Viale San Marco a Mestre, muro contro muro in comune con la maggioranza duramente attaccata da cittadini e opposizione. Varianti Covid, il Veneto primo in Italia per numero di sequenziazioni, bisogna obbligare tutti a farle, così il presidente Zaia oggi durante il punto stampa da Marghera. Risse e vandalismi a Jesolo, preoccupa la degenerazione della movida, i rinforzi alle forze dell'ordine impegnate sulla costa veneziana arriveranno solo a luglio. È stato arrestato dai carabinieri nel porto di Venezia mentre si trovava a bordo di una nave da crociera, in manette un 24enne accusato di un caso di lupara bianca. Traffico di rifiuti metallici, accordo criminale tra italiani e cinesi per un giro da 300 milioni, indagine della Guardia di Finanza con 58 persone indagate. Al via gli esami di maturità, li abbiamo seguiti a Mestre tra le maturande del liceo artistico, dove abbiamo raccolto le loro idee e i loro sogni di un progetto futuro. Un oro a squadre e la laurea in scienze motorie, altri 2 nuovi obiettivi messi a segno dalla fiorettista veneziana Martina Sinigaglia del gruppo sportivo dei Carabinieri. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È il dibattito sempre più acceso e teso attorno alla costruzione di un grattacielo e di un centro commerciale in un'area verde di Viale San Marco a Mestre. Ad aprire questa sera il nostro telegiornale. Durissimo infatti lo scontro tra maggioranza e opposizione in comune a Venezia. Ci sono state delle frasi, e se le ho capite male andrò a riascoltarmi la commissione, che sono intimidatorie nel senso con cui sono state dette. Le opposizioni hanno un atteggiamento intimidatorio nei confronti della maggioranza. Alla fine l'assessore Massimiliano De Martini sintetizza così l'animata seduta di commissione sul progetto del grattacielo e del centro commerciale nell'area dell'ex campo da calcio di Viale San Marco a Mestre. Poco prima il consigliere Martini di Tutta la città insieme aveva chiesto la possibilità di effettuare un sopralluogo. La domanda a lei, Presidente, è faremo una commissione in loco? Quello che si può evincere nel luogo lo si può vedere tranquillamente con la documentazione che è stata fornita, che è in cartellina. Ci priva di un diritto che abbiamo, cioè non è che il suo diritto c'è un diritto che noi abbiamo. Lo Schengen non è violato, può andare quando vuole. No, lei è molto spiritoso, però è un diritto che noi abbiamo. Non è un dibattito. Consigliere Martini, non le ho dato la parola adesso, non è un dibattito, non so se ha capito. Ancora prima il consigliere comunale di Terreacqua Marco Gasparinetti, lamentando l'assenza di informazioni tecniche sul progetto, era intervenuto così. E se diventa un voto politico, allora parliamo per il soggetto privato. A Venezia si dice: dove c'è Gru c'è la Setten. Io credo, egregio Presidente, che nel momento in cui la Setten è un top sponsor della Reyer, un supplemento di vigilanza sia necessario per evitare di dare l'impressione che a Venezia lavorano solo i top sponsor. Consigliere, per cortesia, le ricordo, mi scuso ma ho dovuto chiudere, che chi ha notizia di qualsiasi fatto lo faccia presente nelle sedi competenti. Per cortesia, non voglio sentire illazioni di alcun genere. Contro il progetto sono state raccolte a Mestre circa 2000 firme, la maggior parte delle quali depositate in comune. Per la maggioranza si tratta invece di un progetto di rilancio del quartiere. Ipocrisia anche dell'opposizione, che dice: non lo voteremo mai questa cosa, perché è irricevibile, perché fa vomitare, perché è fuori scala, perché violenta il territorio, però diventano consulenti dell'imprenditore dicendo: ma stai attento imprenditore, sei sicuro di continuare a fare questo investimento quando davanti al cancello del cantiere ci potrebbero essere delle persone? E su questo progetto si spacca in due anche la municipalità di Mestre Centro.
È scontro al vetriolo tra maggioranza e opposizione in seno al Consiglio di Municipalità di Mestre Carpenedo. Al centro del contendere il progetto del grattacielo di Viale San Marco, voluto dalla maggioranza e, come noto, osteggiato dalla minoranza, appoggiata da cittadini e molte associazioni, anche di categoria, con quest'ultima che accusa l'altro di imporre il bavaglio a chi reclama risposte. Rispondere alle domande, ma perché non rispondono sul fatto che mancano gli approfondimenti sulla la bonifica? Insomma, la bonifica non la fanno. C'è un obbligo di fare la bonifica, il comune potrebbe imporglielo. Senza bonifica quel terreno vale zero. Siete voi che organizzate le manifestazioni e dibattiti pubblici contro e non invitate formalmente la municipalità, replica il presidente Pasqualetto. Io non ho mai ricevuto nessun invito da parte dei comitati o dei cittadini a partecipare ad assemblee pubbliche sul posto, alla famosa biciclettata, agli incontri che hanno fatto. Poi c'è la polemica sulla mancanza di trasparenza della raccolta firme, addetta sempre di Pasqualetto. Però anche questo pone un caso. Perché le firme non potevano essere messe a disposizione anche della municipalità e portate anche all'interno del Consiglio della municipalità, prendendo ma soprattutto ratificandone come prova oggettiva, ma soltanto mandate al Consiglio. Bazzecole e minutaglie rispetto ai costi sociali e politici imposti dal grattacielo di Viale San Marco, e cheggia Boato che lancia pure la provocazione. Lega, se ci sei batti un colpo. La municipalità di Mestre si è suicidata, dice. Sono piccolezze per mascherare il fatto che secondo me la maggioranza di quei consiglieri sono contrari. Fra l'altro lo sappiamo perché te lo dicono a tu per tu. Veniamo ai temi del Covid con il presidente Zaia, che oggi ha parlato di varianti e di sequenziazioni delle varianti attraverso l'istituto zooprofilattico delle Tre Venezie, ma il governatore ha dato anche i dati delle nuove consegne di vaccini. Sono arrivate questa mattina le dosi da somministrare per la vaccinazione eterologo, ovvero per le persone under 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca e che ora dovranno fare Pfizer o Moderna, insomma per i 36.000 veneti che faranno il mix di vaccino. Si tratta di 20.000 dosi di Moderna e 10.530 Pfizer. Nei prossimi giorni arriveranno altri vaccini, lo ha annunciato il presidente Zaia, che ha anche ribadito la vaccinazione non è obbligatoria. Nessuno è obbligato a fare le vaccinazioni, ma noi abbiamo l'obbligo di legge di mettere nelle condizioni chi vuol farsi la vaccinazione di vaccinarsi. Io capisco che a qualcuno non va a genio neanche questo, ma questa è la legge. Poi ha aggiunto: il tema da discutere ora con il governo sarà obbligare le regioni a fare un determinato numero di sequenziazioni per dare un'identità ad ogni tipo di coronavirus trovato dai tamponi. Il Veneto è pronto a confrontarsi con questa sfida. Penso che adesso dobbiamo obbligare tutti a fare le sequenziazioni, perché abbiamo capito una cosa, che siamo passati da un virus che cacciavamo con il carro armato ad un virus che oggi dobbiamo colpire col cecchino. Ad oggi i vaccinati over 80 hanno raggiunto il 90%, i sessantenni l'81,9%, la fascia dai 50 ai 59 il 71,6%, i ventenni vaccinati e prenotati in Veneto fino al 4 agosto sono il 48,4%. Con questi numeri entro agosto avremo messo in sicurezza la gran parte degli over 60, dopodiché ci resteranno da fare in gran parte solo i richiami, ha aggiunto il governatore, definendolo un giro di boa. L'assessore Lanzarin ha invece affrontato la questione delle prestazioni sospese durante la pandemia. Ieri è passata in giunta una delibera che mette in atto un piano operativo per il recupero delle prestazioni. Questa delibera cosa dice? Dice che le USL hanno tempo fino al 30 di giugno, quindi hanno 15 giorni per fare un piano e per definire quindi le modalità con cui da qua a fine anno recuperanno le prestazioni.
Zaia che oggi è tornato anche sulla questione caldissima della movida selvaggia a Jesolo. A tal proposito i rinforzi delle forze dell'ordine arriveranno solo a luglio. Penso che tutto debba rientrare nella normalità, cioè la ricreazione penso che sia assolutamente finita, ma nel rispetto della libertà di tutti i cittadini. Cioè, come dico sempre, la tua libertà finisce dove inizia la mia. La movida, anche molto vivace, a Jesolo c'è sempre stata, ma che centinaia e centinaia di giovani e giovanissimi si ritrovino sistematicamente per ubriacarsi in nottate che a volte possono finire in risse o in atti di vandalismo rappresenta una novità. Ed è molto preoccupato il sindaco Valerio Zoggia, che dopo le 2 di notte può contare solo su qualche pattuglia di polizia locale. Purtroppo le forze di polizia almeno fino a metà luglio non ci saranno, perché ce l'ha detto molto chiaro il signor prefetto che lui non vuole, che purtroppo non ha agenti di polizia da mandare nelle spiagge, non solo a Jesolo, anche nelle altre strade, perché quelle persone, agenti in più che hanno, saranno impegnati col G20 a Venezia e quindi per le nostre località non ce ne saranno. L'ordinanza comunale che vieta detenzione e consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche ogni fine settimana dalle 16 alle 6 di mattina, oltre che essere di difficile applicazione, ha suscitato qualche perplessità tra le categorie del comparto turistico. È stata messa con i migliori auspici nel tentativo di risolvere un problema, non sono così convinto che quello sia lo strumento migliore. È evidente che è paradossale che all'interno di un campeggio, di uno stabilimento balneare, ci siano delle regole certe che vengono fatte rispettare da un concessionario e talvolta invece quelle regole è più difficile farle rispettare all'interno delle aree libere, proprio perché c'è una carenza e c'è una difficoltà di produrre un controllo sistemico sul territorio. In un Veneto in zona bianca si fa largo quindi l'ipotesi di riaprire le discoteche proprio per convogliare i giovani in luoghi con maggiore controllo. È inutile che noi facciamo regole, norme, ordinanze se poi effettivamente le forze dell'ordine non ci sono, ma attenzione, non per colpa delle forze dell'ordine, ma perché mancano dal punto di vista numerico. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto del 50enne trevigiano accusato di tentata violenza a Venezia. L'uomo era stato fermato dalla polizia a Canareggio la notte tra sabato e domenica dopo che le urla di una 25enne avevano attirato l'attenzione di alcuni residenti che avevano lanciato l'allarme. E un uomo è stato arrestato nell'ambito di un'indagine per omicidio in Sicilia mentre si trovava in una nave di una nave da crociera a Venezia. È stato arrestato dai carabinieri nel porto di Venezia mentre si trovava a bordo di una nave da crociera proveniente da Grecia e Croazia. In manette è finito un 24enne accusato di essere uno dei 2 presunti mandanti di un caso di lupara bianca avvenuto nel febbraio del 2021 in Sicilia, nell'ambito di una guerra interna allo spaccio di droga tra esponenti legati al clan Nizza della famiglia Santa Paola Ercolano. Il fermo, effettuato dai carabinieri di Venezia, ha dato esecuzione ad un'indagine condotta dai carabinieri di Catania. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Sempre per la cronaca ci sono 8 indagati anche in provincia di Venezia nella maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone per una frode fiscale di 300 milioni di euro e il trasferimento occulto in Cina di 150 milioni nell'ambito di un traffico illecito di rifiuti metallici. Nell'operazione ribattezzata Via della Seta sono anche stati eseguiti 5 arresti e sono indagate in totale 58 persone, 42 delle quali in Veneto. E nel giorno in cui sono iniziati ufficialmente gli esami di maturità è stato approvato il nuovo calendario scolastico regionale per il 2021-2022, partenza differenziata per piccoli e grandi. Sentiamo. Lei è la maturanda che sta studiando. Eccola qua la maturanda. Che cosa stai ripassando? Fisica. Senti, la tesina, tutto a posto? Su cosa l'hai incentrata? Sull'angoscia esistenziale. E la tua angoscia oggi riguarda che cosa in particolare? La vita, esatto. No, vabbè, sono abbastanza angosciata e devo entrare fra poco e penso che mi descriva benissimo il mio tema d'esame. Al via gli esami di maturità con la prima e unica prova, quella orale.
Io ho preparato una tesina sul cubismo, quindi arte africana, il collegamento che ha Picasso con l'arte africana. Quindi le origini africane di Picasso. Tu hai fatto l'esame, com'è andata? Bene, dai, un po' d'ansia, però ce l'ho fatta. Finalmente sono fuori e adesso inizia l'estate. Anche al liceo artistico di Mestre, prova orale della durata massima di 1 ora per le 5 studentesse maturande della giornata. Anche qui mascherino obbligatorio con il distanziamento di 2 metri dalla commissione esaminatrice. Qui si comincia con la lettera G. Ad esame sostenuto c'è chi pensa a festeggiare e chi ha già pronti i nuovi studi da avviare per la strada lavorativa da intraprendere tra sogni e progetti. Adesso mi sono iscritta all'università, ho già fatto i test di ammissione e sono già passata, quindi... Dove? Al DAMS a Padova, dove studio cinema, studio televisivi, sempre inerente al mio indirizzo di scenografia, quindi dai, speriamo bene. Dicevamo quindi del calendario scolastico regionale che è stato diffuso proprio in queste ore di inizio della maturità. Vediamo. Gli esami di maturità per i quasi 39.000 studenti veneti dell'ultimo anno delle superiori inizia nel giorno in cui la Regione approva il calendario scolastico per il 2021-2022 che tutti si augurano essere meno travagliato dei precedenti. Sfida fondamentale, lo definisce l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, per restituire ai ragazzi un contesto educativo e di socializzazione fortemente mancato ai più grandi. Avvio differenziato per elementari e medie da una parte e superiori dall'altra, le prime lunedì 13 settembre, le seconde giovedì 16, chiusura l'8 e il 10 giugno. Piuttosto lunghe anche le vacanze di Natale da venerdì 24 dicembre a sabato 8 gennaio. La scuola si proietta in avanti, ma per i maturandi la fase più importante inizia oggi. Io avevo chiesto peraltro che si tenessero anche gli iscritti, perché le sole classi quinte in un istituto praticamente vuoto, diciamo che non poteva essere né problema di assembramento né problema di distanziamento. Resta che questi ragazzi, quelli che fanno la quinta quest'anno, sono i più penalizzati della storia della scuola. Le difficoltà comportate dalla pandemia non devono far pensare che gli ultimi 2 siano stati anni persi, ribadisce Donazzan. Questi ragazzi devono anche sapere che devono avere la consapevolezza che le nostre scuole li hanno formati bene. Li hanno formati con conoscenze e competenze. La scuola ha preso un nuovo modello organizzativo di cui in futuro bisognerà fare tesoro. Di contro, l'isolamento, la distanza patita dai ragazzi sta lasciando pesanti strascichi. Ciò che resterà saranno i conti che dovremo fare con la tenuta psicologica dei nostri ragazzi e sociale. I ragazzi hanno veramente grandi problemi, sono aumentati i disturbi dell'alimentazione, c'è l'aumento dell'autolesionismo, guardi, questa è una cosa devastante ed incomprensibile per chiunque, per me, per una mamma, per un papà. Ci rendiamo ben conto che la difficoltà è molto più psicologica che didattica. Un oro a squadre e la laurea in scienze motorie, altri 2 nuovi obiettivi messi a segno dalla fiorettista veneziana Martina Sinigaglia del gruppo sportivo dei Carabinieri. Obiettivo raggiunto per la veneziana Martina Sinigaglia, 26 anni, fiorettista azzurra del gruppo sportivo dei Carabinieri, rientrata a casa dai campionati italiani con il podio e l'oro a squadre raggiunto con le compagne Arianna Enrigo, Martina Battini e Claudia Borella. Sì, questo è oro che siamo riusciti a conquistare i campionati italiani con la mia squadra dei Carabinieri e siamo molto contente perché siamo riuscite a riconfermarci l'oro di 2 anni fa. Il rientro al Circolo Scherma Mestre Livio Di Rosa non soltanto con la medaglia d'oro, ma anche con in tasca la laurea in scienze motorie, con la votazione di 102 su 110, argomento della tesi, analisi dell'esercizio muscolare nella scherma e ora, insieme a quelli già avviati, tanti i nuovi progetti da realizzare, dice. Questo è un altro degli obiettivi che mi ero posta e a cui sono riuscita ad arrivare, sono molto contenta e sicuramente questa mi permetterà di aggiungerlo al mio curriculum e in modo tale che magari in un futuro riuscirò magari a diventare preparatrice atletica magari degli schermidori, dei più piccoli. Martina, ambasciatrice dello sport, che definisce scuola di vita, orientamento e crescita, se praticato sin da bimbi.
Lo sport da bambini è sicuramente molto importante perché ti insegna rispetto, ti insegna le regole. Nella scherma infatti una cosa molto importante quando arrivi è il saluto al maestro e soprattutto quando perdi, se vinci o perdi devi comunque salutare il tuo avversario. Questa è una cosa molto importante. Già pronte le valigie per il prossimo impegno, allenare le italiane in partenza per le Olimpiadi di Tokyo. Tra loro anche Martina e Arianna, due delle sue compagne di squadra. Dal 28 al 7 andrò a ritiro a Tirrenia per allenare le 4 atlete che rappresenteranno l'Italia a Tokyo e ci tenevo a fargli un grande in bocca al lupo. E con il sogno olimpico di Martina chiudiamo l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Non ci sono particolari aggiornamenti, vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Benvenuti al meteo. Alta pressione africana sempre ben presente, qualche temporale e caldo in aumento. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 17 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, locali annuvolamenti alternati a schiarite, poi non si esclude anche qualche rovescio o temporale dalle ore centrali sui rilievi e sulla pedemontana. Clima via via più rovente, con temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece tra i 26 e i 32 gradi, con punte anche di 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, ma anche in questo caso qualche nuvoletta ci sarà, però innocua. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento al mattino, a seguire acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 29-30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.